Passo falso dell'Inter a San Siro. Dopo una partita ricca di emozioni, la gara col Sassuolo finisce 3-3. Partiamo da un presupposto che penso che sia molto importante creare, no, delle situazioni in modo da portare i calciatori a tirare in porta, perché solo così puoi vincere le partite. Al tempo stesso sicuramente stiamo non mancando, però ci sono delle situazioni che bisogna fare gol, perché così ammazzi la partita, chiudi il risultato, stiamo più tranquilli, e invece non lo stiamo facendo, e oggi abbiamo pagato a caro prezzo, perché abbiamo avuto occasioni per mettere a sicuro il risultato e invece l'abbiamo lasciato in bilico. Dispiace perché fai gol a 4 minuti alla fine e poi ne prendi un gol all'89esimo. Io quello che posso dire, noi più che lavorare, io non posso con i ragazzi, cioè noi lavoriamo, e poi vediamo, ecco. Una giornata di relax a 48 ore dalla gara contro il Lecce. Cristiano Ronaldo, campione portoghese della Juventus, è stato avvistato in porto a Viareggio con l'inseparabile Georgina Rodriguez. Il lusitano e la compagna hanno pernottato in un hotel di lusso a Forte dei Marmi. La coppia è arrivata in auto dopo un giro sul lungomare ed è stata poi ospitata a bordo di uno yacht ormeggiato in banchina. Oscuro è il motivo della presenza in Toscana, se per vedere una barca o solo per svago. In occasione della trasferta per il match contro l'Atalanta, la Lazio ha voluto rendere omaggio alle vittime del coronavirus di Bergamo, una delle zone più colpite dall'emergenza sanitaria, la cui sofferenza ha scosso tutta la nazione. I biancocelesti, rappresentati dal centrocampista Marco Parolo e dal club manager Angelo Peruzzi, hanno depositato un mazzo di fiori nella chiesa del cimitero bergamasco, emblema della tragedia. Un piccolo gesto per dimostrare il proprio sostegno ad una città che, dopo mesi durissimi di paura e dolore, sta cercando di tornare alla normalità. L'iniziativa, diffusa sui social dalla società capitolina, ha accolto il sostegno di molti tifosi. L'Eurolega è pronta a ripartire. Non subito, chiaramente, ma da ottobre. Chiusa in anticipo la stagione 2019-2020 causa coronavirus, i vertici della massima competizione continentale di basket si sono subito messi al lavoro per programmare la ripartenza. L'uscita del calendario dell'edizione 2020-2021 rappresenta il primo importante passo verso il ritorno alla normalità. L'inizio del torneo è programmato per giovedì 1 ottobre, con la sfida d'apertura tra Efes Istanbul e Zenit San Pietroburgo. L'unica italiana impegnata in Eurolega, l'Olimpia Milano, esordirà, come un anno fa, in Germania contro il Bayern Monaco il 2 ottobre. La squadra di Messina affronterà poi il debutto casalingo il 9 dello stesso mese con l'Asvel Villeurbanne. La stagione regolare avrà una durata di 34 giornate complessive, l'ultima delle quali in programma l'8 e il 9 aprile 2021. Poi il via a playoff e Final Four.